non avevo mai visto una cosa del genere. Nel giro di tra i 5 e i 10 secondi è venuto giù tutto, quindi tempo di reazione cortissimo e quando ti giri ti rendi conto che non c'è più niente. È stato scioccante, è stato fatto il possibile, ma purtroppo Abel e Elisa non ce l'hanno fatta, erano troppo sotto. È ancora sotto shock Marco Dallalonga, 38enne di Col San Martino, sopravvissuto alla valanga staccatasi da Forcella Giau. Negli occhi le immagini dei compagni di escursione, inghiottiti da quella che descrive come un'onda di neve. Un'uscita organizzata da Abel Ayala Acundia, 38 anni, insieme a lui 6 amici, Elisa e il fratello Andrea Denardi di 39 e 51 anni, Marco e altri 2 appassionati. Un percorso programmato prima della partenza, poi all'ultimo la decisione di intraprendere un altro tragitto. Ora poi abbiamo cambiato itinerario mentre facevamo colazione. In teoria questo era un itinerario facile, insomma un'escursione per tutti. Quando la tragedia si consuma, Marco, Abel, Elisa e Andrea stanno tornando indietro. Vedono alcuni escursionisti spostarsi in un altro pendio per riposarsi e proteggersi dalla bufera che in quel momento imperversa sulla zona. E noi quattro abbiamo deciso di risalirlo imitandoli. Li abbiamo visti salire e scendere senza problemi, però quando siamo scesi noi è venuto giù tutto poi. Ci fossimo risparmiati quei 50 metri di risalita e fossimo andati giù come hanno fatto i compagni Paolo e Giacomo, non sarebbe successo nulla. Pochi interminabili secondi e la valanga travolge Abel, Andrea ed Elisa. Marco invece viene risparmiato dalla violenza della neve. Sono stato graziato, ho rischiato in minima parte perché ho preso un lembo della valanga più in alto, quindi mi ha trascinato giù solo per una decina di metri, o 10 o 20 metri, ma non sono stato travolto. Appena capisce che i suoi amici sono stati travolti, Marco individua il punto dove li aveva visti per l'ultima volta. Me li ricordavo lì, mi sono avvicinato e poi l'Arva mi ha dato conferma che qualcuno era lì sotto, quindi ho iniziato a scavare e i soccorsi li ho chiamati subito. Io personalmente ho scavato per trovare il corpo di Abel e quando l'ho visto non dava segni di battito. Ho provato a soccorrerlo, seguito telefonicamente dai soccorsi, premendogli il petto, ho provato anche a fare la respirazione a bocca, ma non dava ancora segno e è stata dura da solo spalare tutta la neve. Le condizioni di Abel appaiono subito gravissime. Intanto un altro compagno di escursione riesce a individuare Andrea, il volto fuori dalla neve, respira, riesce a metterlo in salvo. Resta però Elisa da trovare. Sul posto arrivano i soccorsi, difficile individuare la donna. I segnali ATVA, l'apparecchio di ricerca valanghe, indica un punto, ma le sonde non riescono a trovarla. Elisa era finita ancora più sotto rispetto ad Abel e lì con l'intervento dei soccorsi ci siamo messi a spalare in circa una trentina, c'era tanta gente, però lei è stata tirata fuori per ultima. È il cane dell'unità cinofila a individuare il punto esatto quando anche la 39enne viene estratta dalla neve è in gravi condizioni. Elisa viene trasportata al Cafoncello di Treviso dove si spegne qualche ora più tardi. Il cuore di Abel invece smette di battere intorno alle 20 all'ospedale di Mestre. Andrea viene ricoverato al nosocomio di Pieve di Cadore dove gli è stato dato supporto psicologico. Già nelle prossime ore potrebbe essere dimesso. Per lui e Marco il trauma di una tragedia che si è consumata davanti ai loro occhi su quella montagna che tutti tanto amavano. Tornerai in montagna? Sì, perché non riesco a farne a meno, però avrò molte più paure, più fisime. Bisogna prendere la montagna nel momento giusto e studiarla bene.